In diretta dalla sala B di via Asiago in Roma, Viva Radio 2! Presentano Fiorello e Marco Baldini! Buongiorno! Benvenuti! Allora! Eccoci! Benvenuti a Viva Radio 2! Come stai, Baldini? Bene, te? Bene, il lunedì, il giorno quello peggiore, Sono 5 quasi. Cosa? Chili che ho perso. 5 chili. Nei gomiti? Nei polsi, nei lobi delle orecchie. Vabbè. No, si vede. Grazie, dai, si vede. era questo Prego. che tu mi dicessi. Sì. Allora siamo pronti con tutto lo staff di Viva Radio 2 che sta avendo sempre più consensi, consensi. Queste settimane sono state all'insegno della Francia, caro mio. Ma Sì. chi se ne frega? Ma io dico, ma porca miseria, ma quando ci sono mi sono chiesto, quando ci sono le elezioni italiane in Francia ci sono tipo Corriere della Sera 6 pagine per l'elezione di Diciamolo, non ci cagano. di Sarkozy. Esatto. Secondo me in Francia sui giornali francesi non parlano di una riga che hanno letto forse, Prodi esatto. o eleggeranno Berlusconi o di qua di là, No. qualche cosa, ma sai, un riquadrino, ma Sì, però sì. invece noi tutte pagine, questa Segolina, sì. questo Sarkozy, Sarkozello sì. qui com'è? Esatto. E vabbè, che vuoi fare? Vabbè, Guarda che cosa c'è qua. Cos'è? Previsioni ghigliottina, c'è scritto, Cremonesi. Allora abbiamo una busta chiusa che poi apriremo dopo. Sì. Apriremo dopo perché dobbiamo dimostrare una cosa. Speriamo di azzeccare. Sì, certo. l'abbiamo fatto. È una cosa, silenzio Cremonesi. Anzi, a proposito di Cremonesi, abbiamo anche una parte musicale in Viva Radio 2. E hai preparato qualcosa? Sì. Cosa? Uno stacchetto. Lo stacchetto, Quando figurati dice se lui. stacchetto, Proprio, a me la parola stacchetto non mi mamma piace, mia. proprio stacchetto. Proprio Antico, obsoleta. Sì, Degli anni 70, neanche no, prima ancora. 80 che era O peggio. farbacco, forse No, è la era parola peggio, più gli vecchia. anni 80. Vabbè, fai questo stacchetto. No, vai, sentiamo. La madre che? Terence Strandardi. Terence Strandardi, Dance Little Sister. Sti causa. Ringraziamo, salutiamo Gianluca Guidi, un nostro praticamente Gianluca, ormai collaboratore parente, che ha perso 4,4 kg perché siamo tutti Sì. a dieta. Pure lui ha perso. 4 parti tu, kg. tutti Sì, dietro. tutti. Bozzi, anche uno dello stato, quanto 3 kg, praticamente ha schiacciato un brufolo. Sì, esatto. Su 3 kg. Complimenti Cremonesi. Era Terence, vero? Sì. Terence 30 anni di galera ti Terence dovrebbero 30 dare. anni. Terence Trendarvi, che adesso non si chiama più Terence Trendarvi. No, si chiama Sananda Matreya. Come si chiama? Sananda Matreya, sai sti Si fa? allora, No? sai sti cantanti un po', no? Così che poi cambiano i nomi. Pure Prince ha cambiato nome, no? Prince poi come Il primo fu Cat Stevens, Sì, che Yusuf si chiamava Yusuf, qualcosa, sì, qualcosa del esatto. genere. Poi adesso lui Sananda Sananda Matreya, Sì. che già uno fa un disco, non ci entra manco. Come fa? Non è commerciale. Poi di chi è? Di chi è? Di Sananda Sananda Matreya o sottoso Mauro. A proposito di Sardo, Eccolo là, stamattina Sardo canta. sai che stavamo provando qualcosa perché avremo un ospite incredibile che ci viene a trovare di tanto Che non c'è di- ancora, no, deve arrivare. Di tanto in tanto Sì. ci viene a trovare. Ti faccio sentire se Lolli ce l'ha. Non te l'ho chiesto prima, Lolli. Ce l'hai, l'ho sentito stamattina. Irene Grandi, l'ospite che avremo qui. Sì, eccola qua. Quando venne da noi? Guarda, 2 anni fa, un 2 paio anni d'anni fa. fa, sì. Mi faccio sentire, fece un pezzettino dance. Sì. Vediamo se abbiamo il. Vediamo se abbiamo. No, Lolli sta impazzendo. file. Si è Hai infilato. visto che camicina ha oggi? Sì, no? bello. Se la sembra mette un- nell'acqua ci fa il tela. Sì, vedi? sì. Mamma mia, sembra un falegname di Casablanca. Non so. Vabbè, allora sentiamo un attimo. Dai, guarda dai. qua Repubblica, guarda che titolone, Francia, L'era di Sarkozy. Io voglio vedere Le Monde se hanno scritto l'era di Prodi Prodò. quando fu. Ma dove? Non l'hanno fatto, No, non l'hanno fatto. Solo noi gli diamo questa importanza a sti simpaticoni dei francesi. che intanto ai Vabbè, mondiali, sì. lascia, quelle non so cose importanti. No. Il calcio non è tutto nella vita. Figura. A proposito, Sì. io rinnovo ancora gli in bocca al lupo al Milan. Ma perché ridi? No, certo. Sì, sai perché? Sì, sì. Un motivo c'è. Qual Io è? voglio con tutto il cuore Sì. che il Milan vinca la Coppa dei Campioni, Perché? così noi interisti potremmo dire Sì. abbiamo battuto per ben 2 volte i campioni d'Europa. È vero, sì. Allora,
Giusto, li abbiamo battuti, andata e ritorno, loro vincono la Coppa, diventano campioni d'Europa, automaticamente noi abbiamo fatto 0-0 con i campioni d'Europa. Esatto. Attenzione, ci sono università. Notizie? Da Milano a Roma, nuove università contro la fuga dei cervelli. Flavio Vento dichiara: purtroppo il mio è scappato da tempo e non c'è più niente da fare. Ma questa è una cosa che leggo quasi. Abbiamo Irene Grandi, l'abbiamo trovata. Vai. Sentite circa 2 anni fa cosa fece da noi. Oh yeah! Io faccio la batteria. Sentite. Sentite che voce, eh? The rhythm of my life. This is the rhythm of my life. Of my life. Oh yeah. Io mi sono stancato a sentirmi fare la batteria perché proprio. Bravissima Irene Grandi, è sulla Salaria, mi dicono. Sì, sta già arrivando. Perché? No, sulla Salaria lo sai chi ci va. La Salaria tra tutte le vie. Scusate, volevo dire un'altra via, ma lo so, mi è venuta la Salaria. Che devo dire? Non so, chiedi a Cremonesi che è un abitué, ma che che stai dicendo? Che c'è sulla Salaria, Cremonesi? Tu che vai lì? C'è traffico, che il primo tratto trovi Samantha, Jessica, al secondo trovi Giovanna, Enrico. Da dopo, capito? Ecco che l'altra volta ho visto c'era la macchina di Cremonesi, sono andato a vedere il suo navigatore satellitare e ho digitato ultime destinazioni, Salaria. Sky, dove c'è Sky proprio lì sotto. Devo dire, è tornato con noi, guardate che ci ha appoggiato alla porta, lì appoggiato alla porta con camicia bianca. Vieni avanti. Bene avanti, Tommasino. Vieni avanti. Allora, no, Sasa! Aspetta, vieni qua. Non so, vi ricordate, stasera pago io, avevo un partner. Ciao, come stai? Avevo un partner che, so se ve lo ricordate, purtroppo lui tascabile. È più televisivo che radiofonico, perché sai, in radio non si vede. Tommasino, ve lo ricordate, con la coppola e baffetti, amici che sentite? È qua! Ciao Tommy! Ciao Lea, ti voglio bene. Anch'io. Vediamo se ti ricordi qualche cosa che facevamo in passato, eh? Sì. Vediamo se te lo ricordi. Che ne sai tu di un campo di grano? Niente. Se la ricorda. Se la ricorda! Certo. Era bellissimo. Io lavoro E pensa a te. Tu lavori E pensa a te. Sempre. Era veramente. Ce n'era un'altra, ricordatevene un'altra, era bellissima, facevamo insieme. Qual era? Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Nessuno. Cosa sei? Nessuno. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. No, non cambio mai. Proprio mai. Mai. Caramelle? Non ne voglio più. Se la ricorda perfettamente. Poi andava avanti. Le rose e violini? Non ne voglio più. E poi mi ricordo faceva una Ferrari. Una Ferrari? Non voglio più. Bella pastiera con la ricotta? No. No, voglio. Un panino con la porchetta. E un panino con la porchetta? Quello sì, quello era quello il segnale, no? Chiamami tormento, dai. Tormento! Signori, Tommasino Accardo! Siediti. Tommaso, vieni qua. Tommaso, siediti là. Così. Ok, perfetto. Signor giudice! Perché lui, in questo momento, amici radioascoltatori, lui è seduto con Tommasino, ricordatevelo, no? Immaginatevelo, con i suoi baffetti, il suo vestito nero, la camicia bianca, ed è seduto guardando il pubblico. Quindi il pubblico sembra uno contro tutti, sembra. Attenzione, il portavoce del governo Sircan ascolta la radio e dichiara: sono qui sulla Salaria e non capisco il motivo di tanta ilarità.
Vabbè. Bene. Allora, chissà Irene Grandi sentendo ste cose. Ma secondo me fa retromarcia la via. Sì, sono veramente tutti i testi dei grandi successi di Irene Grandi. Scusa, come ti chiami? Cremonesi. Perché non ci fai sentire qualcosa di Irene Grandi nella sua tonalità, però cantata da te? Ma sei pazzo, come prego, fai? ti prego. Ma non ho i testi. No, ma te lo dico io. Come Per Cavalli, fare lui è un- l'amore, io ho bisogno di te. Dai, ti prego. Dai, tu che sei un non la castrone. so. Allora, signori, Enrico Cremonesi interpreta Irene Grandi nella sua tonalità, quindi tonalità da donna, ma solo lui riesce però a mi farlo. devi dare il testo. Te lo arriva il testo. Arriva Due subito secondi. via mail, guarda, ecco, Non la so. ecco. Dai, Cremo, Vai. stiamo lavorando, dai, Cremonese, non fare il pirla. Vai. Io ho bisogno di te, E questa è la tonalità? Sì. solo e soltanto di te. Ora mi spiego di più. Qui è facile. Vabbè. E io ho bisogno di te per fare l'amore. Per fare l'amore. Per mettere al mondo un figlio migliore. Meglio di te. Scusa Cremonese, hai saltato un passaggio. Quale? Quando Irene Grandi nel disco fa cioè, fai sentire l'originale un attimo, tu devi farmi facciamo questo. le cose fatte bene. Questo è l'originale, questo voglio che tu faccia. Solo e soltanto di te. E ora mi spiego Ci siamo, di più. Io ho bisogno di te. Grazie. Cosa vuoi? Quello lì. Se vuoi vengo io con un martello. Attenzione, i testicoli di Cremonesi ascoltano Viva Radio 2 e dichiarano salutatecelo. Dai, che ci divertiamo un po'. Ma sì. Stiamo sempre qui. Il cazzeggio è la cosa più bella del mondo. Certo. Io starei ore a sentire Sì, Cremonesi anch'io. che canta in Gli quelle acuti. tonalità e che mi fa l'uomo che viene dalle Tremiti. Io Sì, quello. è vero. Allora, sei pronto? Vai, vai. Ci siamo. Cremonesi. Io ho bisogno. Io ho bisogno di te, solo e soltanto di te. Ora mi spiego di più. Io ho bisogno di te. Che meraviglia, ragazzi, fatemi la suoneria del cellulare, che Sì. quando mi scrive fa Va bene. Cremonesi! No, ho sbagliato tasto, che dicevo? Tutto, c'ha le bombe, ogni cosa. Ok, ho sbagliato tutto, ok. Beh. Allora, vogliamo cominciare? Partiamo, chiamiamo subito l'Eliseo, visto Beh, che a è la sto notizia punto, del giorno. su Sarkozy, Sarkozy. Noi abbiamo una linea privilegiata e Con- sì. ascolteremo Sarkozy, sentiamo Sentiamo un po'. cosa ha da dire Sarkozy. Come ok? primo giorno da presidente della Francia. Sentiamo un Ok. attimo. Che è? No, niente. Ah, niente, dai, stiamo già facendo il prefisso, è Sì. lungo perché è in Francia. Vediamo se riescono a passarci. Scusa che siccome ho letto una cosa che mi Ferma il prefisso mi un attimo. lampeggia, sì? mi lampeggia. Cos'è? Dai, dilla. E dilla che... Se lampeggia, Scema, lampeggia. è talmente scema Sì. che mi fa ridere, non so. Vai. Allora, viaggio del Papa in Brasile, sai Sì. che partirà Ratzinger dichiara rendiamo grazie a Rio. E con questa, signori, era l'ultima trasmissione di Viva Radio 2. Da domani ci potano proprio. È bella, sì. Fa ridere, dai. A Rio, certo, vai. Siamo messi malissimo. Vai, sentiamo se Sarkozy ci riceve. L'Eliseo non è facile, non tutti possono. Centraline de l'Elysée, bonjour. Ah. Monsieur Baldini? Oui, monsieur Baldini. Oui. Ma scusi, lei è sempre il solito centralinista, Oui, dai. oui, j'ai un retenu de la mensilità. Hier, l'Elysée, voulez-vous parler avec le nouveau président de la République? Sì, se ci può passare Sarkozy, no. Un moment. Sì, un momento. Ah, Nicolas! Stefano, quelli da radio! Viva Radio 2! Radio 2, sì. Sentiamo se... Adesso, Cher Italien, sì. Cari italiani chers Italianettes, e care italiane, aujourd'hui oggi est une journée è un giorno triomphaire trionfale pour moi per me. et pour la France. Bene, è contento di questo risultato? Sarkozy, Ah, sì, vuol dire sì, certo. Bene, ci fa piacere. je suis vraiment, ma vraiment Sì?
Soddisfatto. dell'elezione présidentielle. È soddisfatto della sua vittoria? Sarkozy. No, Sarkozy. Sarkozy. Je suis satisfait que Ségolène Sì? a pillé un mazziatore Sì? che se ricordera per tutta la vita. Per tutta la vita, vabbè. Come si dice in Italia quando un politico non viene eletto? Beh, in gergo politico si direbbe trombato. Si dice Sarkozy? Sì, si dice Sarkozy. Trombé? Sì, trombè, sì, diciamo trombè. Sarkozy, allora come si chiama lì? Ségolène. Sarkozy ha fatto un mix. Sarò molto felice di essere stato trombé da 17 milioni di francesi. Certo. E in effetti E tutto in una notte sola. tutto in una notte. Bene. Senta Presidente, ma torniamo a lei, sono 2 giorni che non dis-moi, dorme. presque c'ho da fare, Sì, con prima il nuovo c'era la governo, tensione, poi le votazioni, adesso i festeggiamenti. Come si sente fisicamente? Sarkozy è così. Sarkozy è Sarkozy. Je suis un petit stanco. Un po' stanco, Ma sì. voglio lasciarvi Sì? con una chanson scritta da mon ami italien. Un suo amico italiano chi? Thierry Henry Ruggeri. Ah, vabbè, Enrico Ruggeri. Vabbè. No, Thierry Henry Ruggeri. Allora, ok, è un altro. Si fa così. Sentiamo Jean Sarkozy, de semaine compliquée, sempre più emotionné, dediqué. Ma potrai trovarsi ancora ici, sulla Serne, sul Batel o sulla Tour Eiffel. Quanto è belle, e ti diremo ancora un Sarkozy. Eccolo là, grazie Au revoir. À tout le monde. Presidente della République française. Salutate Rod. Salutiamo chi, scusi? Rod. Rod? Vabbè. Je ne sens pas. Baldin. Je ne sens pas. Sturt l'oreille. Sì, mi devo sturare le orecchie perché ne ha sentito una Au revoir, mazza. au revoir, au Au revoir. revoir, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon. Abbiamo un disco da mettere? Sì. Adesso facciamo sentire questo disco che sta andando a ruba. Sta andando a ruba. Quale sta? Un Non altro. lo so, non è neanche in vendita, quindi non va neanche a ruba. Certo. Non esiste proprio il supporto. vinile, il CD. No, quale vinile? No, vabbè, vinile Baldini, sono rimasto sei proprio- negli anni 60. Beh, Il CD non esiste. non c'è, non esiste proprio, però c'è questa traccia, questa canzone, questo remake, chiamiamola così, questa cover, sì, sì. di questa cover di un pezzo di Geppi e Ornella Vanoni, credo, sì. no? Più interpretata da questi 2 ragazzi in erba, una si chiama Giorgia E l'altro Canticchia, l'altro si chiama Rosario. Rosario, Hanno fatto questa cover che sta andando veramente molto forte e noi vogliamo fare. Beh, in internet è Sentiamo? scaricatissima. Tra l'altro, a proposito, posso dire a proposito di Vai. cantanti, ricordi Mahler che abbiamo lanciato noi da questa. Il demone del Tagli. È stato invitato al Mantova Festival, che è tutto un festival, no? Sì. Ci vanno quelli che contano. Sì, lo so. Veramente ci fa piacere. Ah, bene, facciamo un applauso a Mahler, che è stata la nostra. Te lo ricordi? Il demone del Tagli. demone del Tagli. Sentiamo la canzone, più. Io più te, Playback. quale sarebbe ti amo se tu mi regali un po' d'allegria se giro per strada in tua compagnia. Io più te, uguale sarebbe mettiamo che volassimo un poco più in alto noi, fai finta di togliere io e te, rimane più Più di così non posso, ho un po' di paura addosso. più di così, più di un sì, Titoli di coda di Voce del Verbo Amore. più di te, Arrangiamenti di più di Frodo, me, Cremonesi. Più di noi, più che vuoi di più. più grande di te, più grande di me, più grande di noi, l'amore è più, bello sto passaggio. giorno nuovo. I cori di Cremonesi sono loro. Più forte di te, più forte di me, più forte di noi, l'amore più. Dimmelo ancora,
siamo? Io più te. Io più te. Io più te. Più grande di te, più grande di me, più grande di noi. Io più te. Io più te. Mazza che voce. Più forte di te, più forte di me, più forte di noi. Eccolo. Colonna sonora del film Voce del verbo Amore. che sta andando anche molto bene con Pasotti e Stefania Rocca. Sì. Allora, caro, questa notizia, c'è una notizia che veramente mi hanno passato Qual adesso è? gli autori, Vedere? e su, credo, a Stampa, dice: fate meno figli, inquinano. Come A inquinano? chiedere un drastico controllo demografico in nome della lotta all'inquinamento atmosferico sono gli esperti di un think tank londinese, l'OPT, capeggiato da John Guillebaud, che è un nome francese, professore di pianificazione familiare. La mamma di Ciccio Bozzi chiede scusa. Lui è l'equivalente della Montedi, incredibile, un inquinante Ciccio, come Bozzi non esatto. si era mai visto, ragazzi. Purtroppo per radio ancora la radio olfattiva non c'è. Non ma c'è, quando ci meno sarà, male, per voi. Faremo, perché noi purtroppo sappiamo solo noi alle Sì, riunioni di cosa vuol scaletta dire. cosa proviamo. Sì, ogni esatto. mattina. L'aria Signore, densa. Chi ha fatto Questo è Ciccio Bozzi, è Ventolino, ve lo presentiamo, eccolo là. Ma dai! Vento dell'est. Allarme Ecco. siccità decretato. Oh, questo allarme siccità. Ah, mo, ti ha piovuto e Dio la mandava. Veramente, adesso c'è l'allarme Grandinava. alluvione Esatto. quando piove, quando poi c'è l'allarme siccità. Decretato lo stato d'emergenza per Giuliano Ferrara, sono rimaste riserve di sudore per soli 2 giorni. Attenzione ragazzi, attenzione. Comunque la cronaca, Sì. la cronaca questi giorni ha visto anche un Berlusconi Sì, un po' arrabbiatino, eh? no, arrabbiatino. Un po' contrariato, Ma diciamo. stai scherzando? Secondo me. Ma perché sì. secondo te? Beh, quella legge lì che hanno fatto, poi ne ha avuti di colpi, ne ha avuti sua figlia, poi l'hanno messo in mezzo con sta nuova legge. È insomma. una vergogna! Vabbè, non si arrabbi. È una vergogna! Ma, Presidente, vergogna! ho capito, vergogna! Presidente. Ormai è una guerra contro di me, Ma no, ma non dica Crivio! così. Mi vogliono cancellare! Hanno deciso di cancellarmi! Ma no, Hanno deciso di Vabbè, cancellare! se lo Ma dice- io, caro Maldini, Sì. sono come un gratta e vinci! Sì. Se mi cancelli, sotto trovi la sorpresa! vabbè. Senta, Porca vacca, mi immagino- puttana. Adesso basta. Non si arrabbi, Questa Presidente. mediatica, che cazzo vogliono fare? secondo me lei si riferisce alla legge Gentiloni. La legge Gentiloni è quello che la fa arrabbiare. Esattamente, Gentiloni, ma noi scenderemo in piazza Sì. e li ammazzeremo con degli slogan fortissimi. Tipo? Tanto vengono facili. Ad esempio? Uno che si chiama, che fa rima con Gentiloni, certo. cosa può fare assonanza? Gentiloni. Berlusconi. Che miseria, è vero? Allora anch'io faccio rima con quelle robe lì. Sì, volendo sì, Presidente, sì. Un attimo. Sì. Chiamatemi Bondi che bisogna rivedere lo slogan. Va bene? Ci sentiamo dopo, scusate. Ciao. Grazie Presidente, arrabbiatissimo. Che ne sai tu di un campo di grano? Niente. Ecco, ogni tanto Tommasino viene tanto chiamato in Tommasino- causa, certo. Ogni tanto Tommasino. Altre Si notizie? inserisce. Allora, Harry Potter che dice, altra notizia, che i fan disgustati Perché che ha di fatto? Harry Potter perché sul poster cresce il seno di Hermione. Ah, Capito chi è Hermione? sì, Hermione, è Sì. l'amica di Harry Bravo, Potter, Hermione. quella che studia Sai dove si insieme a sono lui. conosciuti? No. Hermione sul lago. Ah, certo. Scemo io a chiederlo. Scusa. Allora, la notizia dice: cresciuto il seme di Hermione, fan in rivolta, Harry Potter dichiara: anch'io mi sono fatto ritoccare la bacchetta. Certo. C'è anche, cos'è? Mirtilla malcontenta. Mirtilla ma contenta.
Senti, sai che Irene Grandi ha fatto anche qualche cover bellissima, devo dire. Sì? Ho dato un'occhiata, anzi no, più che un'occhiata, ho dato un'orecchiata al perché no, CD che devo dare un'orecchiata. Fa anche una cover di un brano che io adoro, ho amato sempre, perché è un artista che ho sempre stimato, che ho conosco la moglie, il figlio, che è Bruno Martino. Bruno Martino. Sì. Bello. Tra l'altro in uno Stasera pago io lo facemmo, ti ricordi? Sì, come no? Con tutto un balletto con pago io la neve, no? Perché Luca Tommasini, sai, si inventò la neve, la canzone era estate, lui fece tutta la neve con tutti i ballerini oleati. Sì, me lo ricordo. Non si poteva stare, che i ballerini oleati, ti ricordi quanto olio spendemmo? Gente che sgusciava. Ciao, come stai? C'era più olio in quel programma lì, una cosa incredibile. Carapelli, belli. Salutiamo Luca Tommasini. Quindi spero che magari poi ce la farà proprio dal vivo Irene Grandi. Tu la sai, estate, fai sentire l'inizio. Fammi sentire, dai, senti. Sembra un po'. Si è fatta una cosa, sembrava. Dopo basta così, no? Così? Era così? Sì. La facevo così? Sì, un tono sotto il rutto. Due toni sotto il rutto. Perché lei Irene Grandi fa l'ottava alta. Estate. Invece fa estate. Senti com'è? Sei calda come il bacio che ho perduto. Stava fatta proprio calda. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Poi Irene farà. Come farà? Quale tonalità userà, Enrico? Questa. Ah sì? L'ottava sopra. Senti, è da molto tempo che noi non sentiamo Mica. Sì, è vero. Che fine ha fatto Mica? Il nostro Mica che faceva quel pezzo, com'era? Grace Kelly il pezzo? Grace Kelly si chiama. Mica Buongiorno Cotica, Mica. Buongiorno. Come sta? Come vuole che stia? Ci vuole fare un pezzetto in inglese anche, senza. Che vuole il pezzetto? Sì, un pezzetto della sua canzone. Originale, come lo fa lei. Sì. I could be good, I could be bad, I could be high in the sky. È talmente famosa che non si ricorda le parole. Non mi ricordo le parole. Aspetta un attimo. Ecco che sta arrivando un testo al volo. Sta arrivando un testo al volo, incredibile. Sentiamola. Vai. Prego. Dai, tanto sforiamo. Sì. Dimmi qual è la verità delle tutt'ora non mi sovviene. Come si fa? Devo imparare in qualche modo non sbagliare. Già che lo so, mica so io che questo dubbio non è solo il mio. Ecco perché come un ballet ci scrisca solo la Parisen. E questo era il testo di Bologna. Ecco. Non voleva dire nulla. No. Questa in replica la tagliamo totale. Questa proprio non gliela facciamo sentire. Va bene, Cremonesi? Va bene. No, ma era mica quello, non era. Scusa. Sì. Era mica. Va bene. Chi abbiamo adesso? Senti, ti ricordi quando abbiamo avuto l'Uomo Ragno qualche tempo fa, una settimana fa? Sì. L'Uomo Ragno. Beh, la vera storia dell'Uomo Ragno, perché sì. Jack Kirby sta lì, creatore dell'Uomo Ragno americano. Andarono in vacanza a Pugno Chiuso, in Puglia, e conobbero questo uomo che aveva questi poteri simili a quelli dell'Uomo Ragno. E loro si sono ispirati per fare questa cosa. Abbiamo sentito l'altra volta, incredibile che uomo. Sì, aveva questi problemi. Sì, strani. perché si attacca ovunque, lui non riesce a staccarsi. Vogliamo sentirlo? Sentiamo cosa ha fatto questo fine settimana. Ogni tanto piovono frustate, solo sa perché. Sentiamo. Pronto, Uomo Ragno? Buongiorno. Ma che cosa fa, scusi? Che cosa era quel rumore? Ma che è sto rumore? Mi chiama sempre all'orario di pranzo, vogliamo? Allora di pranzo le mosche passano. Lei giustamente è una schifezza, però. Ricordiamo che lei è di Bari. Esatto. Dove si trova adesso? Attaccata alla rete. Su internet? No, ma quando ammazzo attaccata alla rete di recinzione dello Stato San Nicola de Bus. Sono qui da sabato, voglio. Ma come mai è lì da sabato? Non sapete voi, c'ho sti cazzi di superpoteri che veramente mi attacca tutto qua. Si attacca, ho capito. Tutto qua, mi attacca tutto qua. Ci stava il derby. Il derby? Stava il derby Bari-Lecce. Io come sempre sono andato in curva, mentre facevo la ora, mi è partita una ragnatela. Ma non fatto mica a posto, voglio. Mi è partita la ragnatela. Succede. Mi si è attaccata a un cazzo di riflettore. Un riflettore. E che è successo? 20 minuti, una tua sopra.
Ma che schifo, dai! No, voglio, era una sambuca. Ah, meno male. Con la mosca però. Certo. Che cretinata. Mosca. Ci parli... fate cagare. Il cuore a uno zingare fa. Ah, lei canta sempre quella. Sì. Nicola Di Bari. Quell'americano fa Spider-Man, io canto Nicola Di Bari. Senti, ci parli di questa partita che è meglio, dai. Allora, C'ha sono un attimo, il telefonino. cellulare. Sì. Un attimo. Pronto? L'aracno cellulare. Pronto, chi è? Uè, come sta? Chi è? Aspetta. È l'uomo scarafaggio. Ah, l'uomo scarafaggio, amico. Uomo ragno, l'uomo Ti posso scarafaggio. chiamare dopo che sto comandando? Sì. Vabbè. Hanno schiacciato tuo figlio? Succede. Vabbè, ne parliamo dopo, Ciao. Grazie. Pronto? Eccoci. No, dicevo che era attaccata al riflettore, a un certo punto ha segnato il Lecce, Sì. mannaggia le muerte, Sì, vabbè. ma sono staccato e sono tornato in curva. Al 37esimo Sì. ha pareggiato Sandorugo Sì, il per il giocatore Bari. del Bari. Non ci ho capito più nulla, mi sono attaccata alla rete di recinzione per insultare e no, un attimo. Sì. Che... Scusate, che caspita, sto uomo scarafaggio sta... Pronto? Eh. È l'uomo grillo. Ah, l'uomo grillo, sì. Hai saltato il pasto. Certo, sei un grillo. Ti chiamo dopo. Vabbè, grazie. Ti chiamo dopo, ciao. Pronto, dicevo? Sì. Aspettiamo la donna tarantola ora, chi è questa? Scusi, è la quarta volta. Purtroppo non so io. Lo so. Non so io. Ah, non è lei? No. Io nemmeno. Bah, non so io. Neppure io, vabbè. Non so io. Dicevo, sì, mi si è attaccata alla rete di recinzione per insultare. Sai quando si attacca alla rete? uno, per insultare? esatto, Mi potresti chiamare cortesemente il guardiano del San Nicola perché Sì. sono ancora all'aglio. Cosa gli dovremmo dire, scusi? Che se viene qui alla curva nord con un piede di porco per staccare non ce la faccio più, voglio. Scusi, uomo ragno, ma come fa a rispondere al telefono se lei è attaccato alla rete? Ho l'auricolare. Ah, certo. Io scemo a chiederlo. Sai qual è il problema? L'ho messo 6 mesi fa. L'ha messo 6 mesi fa? Non mi si stacca più. Senta, scusi se le faccio sta domanda, ma mi viene spontanea. Ma come fa lei con le donne lì? Amore, glielo vuoi dire tu? Ma come, è lì con lei? So 15 anni che siamo attaccati. Il primo amore non si stacca mai. Il primo amore non si stacca mai. Grazie all'uomo ragno. Ecco questo rumore è orribile. Buon appetito a tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso. Abbiamo una pubblicità? Sì. La radiopromozione. Addirittura, prima della radiopromozione niente, mettiamo la radiopromozione. La fai tu? La interpreti penso tu? di sì, non sono Che marche abbiamo oggi? Grimaldi. Cos'è? Ferries. Ah, io ho detto Grimaldi, io pensavo una marca di Grimaldelli nuova, ho detto no. Sì, esatto. Ah, i ferribot Grimaldi. Esatto. E tu fai la Faccio radiopromozione? il ferribotte, sì. La radiopromozione è Sta meravigliosa. morendo. Non vedo l'ora di ascoltarla perché Baldini è convincente. certo, Dai. sentiamo. Che dopo questa radiopromozione tutti voleranno Andranno in crociera. Andranno in crociera. Hai voglia di vacanza, di mare, di sole? Con Grimaldi Ferries puoi raggiungere comodamente e senza stress Spagna, Costa Azzurra, Corsica e Tunisia. La tua auto viaggia gratis. Approfitta delle vantaggiose offerte. Scegli Grimaldi Ferries Prestige. Informati e prenota subito allo 081 496 444 o su grimaldiferries.it. Grimaldi Ferries Prestige, le autostrade del Mediterraneo. Bravo Baldini, macchina, quando hai detto le autostrade del Mediterraneo, lì veramente vuoi mettere? meraviglioso. Grazie. Meraviglioso. Ma ti hanno regalato anche una vacanza? Magari no, un ferribotto, ce l'ho nella vasca da bagno. Ti No. hanno regalato? Niente ancora. Sono un Civitavecchia Cagliari. Pure, Non so. giusto per la soddisfazione di entrare in macchina, capito? Tanto la macchina non paga, eccola qua. Sempre, Sì, dimmi, cos'è? no, sto leggendo i messaggi. L'uomo, che sei? Era l'uomo. L'uomo mille piedi? Chi è che tu mandi? Eccolo qua. No, era mia sorella. Ah, vabbè, ci facciamo gli affari nostri, Sì. giustamente, che ce ne Non frega. posso. Senti, il Tomasino sta addormentando lì. Aveva una cascaggine. Tranquillo, non si sta addormentando. Qual è? No, sto tentando di farmi venire in mente una cosa che facevo. Un con numero? Un numero che facevo, ne avevo tanti numeri con lui. Ricordo, Non me lo ricordo più. Erano tutte canzoni con la risposta, lui le sapeva tutte. Sì. Tutte. Su Battisti gioca. Signori, mi dicono che la boutique dell'accoglienza è arrivata Irene Grandi. Adesso sentiamo, aprite la porta, vediamo se è lì. Sentiamo. Attenzione, la porta si apre, ecco Irene Grandi!
Ciao, ciao, ciao. Cuffia, quanto tempo che non ci si vede? Un anno e mezzo? Sì, quasi 2 direi. 2 anni, 2 anni. Sì. Come Ora va? poi ero anche in ritardo, mi sono bloccata per strada, hai visto? Sì, senti, po' di- Sulla Pontina. però. Dove eri? Non eri sulla Salaria, no? Eri sulla Pontina. sì. No. meglio. No, Conosci Roma? Non mi fido nemmeno della Pontina. No, la Pontina va no, bene. sì, perché- La Pontina è Mi tranquilla. suona un po', sai, sul Sul raccordo. Sul E raccordo. poi sì, bravo, sul raccordo proprio. Allora, ragazzi, ma possibile che a Roma è tutto così? Dai, non è possibile. Ci sarà L'Aurelia anche. L'Aurelia. Strade a vabbè. rischio ci sono. Vabbè. Diciamo che eri sulla Braccianese. Braccianese, però a Braccianese. Già, insomma, è allora, vero. va bene. In autostrada, insomma, Ecco, via. sì. Andiamo da strada. Allora, da dove cominciamo, Baldini? Che hai fatto in questi 2 anni? Ma che domande? Tanto sei sposata ormai da 4, sì, però. quello sì, infatti era un po' prima. Già eri sposata quando venisti qui? Sì, non senti, ti chiedemmo, no, non te lo nulla, chiedemmo. ma anche perché io insomma Perché ce ne svio voglio da dire, questo- cose da della questo vita argomento. privata sono le cose della vita privata, devono rimanere private. Giustamente, se no sarebbe vita Come me, pubblica, no? Io parlo Sì, sempre, tutti i giorni. io non ho più Per nulla da radio, nascondere ormai, non ho più niente. Vuoi che ti dico l'ultima di mia figlia? Vai. Giusto così. Che ha scusa. fatto? Niente. Così. Niente, Ah no, neanche così. lei. È carino, no? Che mi Ma prende se gli gli chiedi occhiali. che mi ne prende- sai di un campo di grano, lei che ti dice? Rigurgita. Subito. Sì, lei sì, è vero. No, adesso mi prende gli occhiali, me li butta per terra, mi guarda e mi fa oh, come dire, che è successo? Chi è stato? Così, è carino. Dicevo, Irene, complimenti intanto proprio prima perché ha fatto 2 o 3 cose, quelle che ho potuto sentire, perché sai, Belle, sì. Belle, devo dire belle, abbiamo parlato di estate, come mai ti è venuto in mente di fare estate? Ma era una canzone che anche io ricordavo, insomma, la cantavo da sempre quasi, mi sembra, insomma, più grande di me quella canzone, insomma, e c'era già quando ero piccolina. E mi piaceva ritrovarla perché mi è capitato più volte di reinterpretarla quando c'è qualche jam session o qualcosa e siccome è una grande canzone avevo bene voglia a farlo. di ritrovare un po' anche L'hai io. fatta un po' più Non un po' mossa, ritmata, diciamo, l'hai un po' più mossa, ritmata, un po' bossa nova. Poi ce la farai, Ho anche una passione per la musica brasiliana. Ti piace? Chi ti piace? Gaetano Buarque. Veloso. Sì, Gaetano Veloso. Sai qualcosa di Veloso? Anche solo il nome. Cosa sai? Sì, c'è uno Veloso di cognome. Quando uno nasce si chiama Gaetano Veloso, di mestiere certo. non può fare altro che il musicista, come un calciatore che si chiama Figo, che Sì, vuoi fare? appunto, esatto. Da grazie. Pensa quando è nato Pirlo, poverino, che gli dicevano tu non farai mai niente nella vita. È vero. Perché ad esempio quando uno nasce che si chiama Baldini, Cioè, che dove può lo vuoi fare? mettere? In un ippodromo. A Capannello, esatto. O a San Senti, Siro. ma veramente, ma noi sai che improvvisiamo molto qua, no? Facciamo delle cose. Un pezzo brasiliano che ti piace così in particolare, perché tanto noi abbiamo un'orchestra preparatissima. Ma che si potrebbe fare? Proprio così, ma qui abbiamo tutto il tempo che vuoi, tranquilla, Sì. pensaci pure, non ci abbiamo problemi di 2 ore. No, di tranquilla, ritmi, puoi scegliere con che ne so, un campo di tristezza no, mi sembra no. No, tristezza, qualcosa per favore, no. qualcosa di più. Quale? C'è un suggerimento che arriva da dietro, dimmi. Sì, è vero, c'è una canzone che canto spesso, si chiama La Samba di Maria Luisa. Però Ma lì è il un po' problema è difficile. Cremonau che Cremonau non conosce. Cremonau non conosce Si può questa. fare anche un po' così, vediamo. É do cabelo amarelo, desoia cor de chuchu. Quando virar gente grande, me caso logo con tu. Visto? Fantastico. Vedi? Anche senza la musica a cappella, la Irene Grandi riesce a creare De l'atmosfera. Maria Luisa, e é bonito como que, e a por isso que o papá já tá apaixonada por você, tá apaixonada por você, Maria Luisa. Fantastico. Pacciani, io aspettavo che tu entrassi, La ma batteria, ma non vuole. non no. sa suonare in brasiliano. Tu lui. non sai suonare in brasiliano? Non c'è una... Però vedi tutto al volo, sai che tu qui facesti anche della dance 2 anni fa, abbiamo fatto sentire un pezzetto. Malauguratamente. No, dai, andiamo subito a estate, la facciamo Vai. un po' di estate fatta
Guarda, si preparano perché hanno studiato Prepari molto. anche te, però, No, falla te. Io l'ho già cantato un pezzettino. Vogliamo sentire la versione di Irene Grandi, ovviamente live, qui mica gotica, Qui si fa tutto live, altro che. Irene guadagna il palcoscenico. Addirittura. Vai, Irene Grandi, dal vivo, con Estate. Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Oh, estate, il sole che ogni giorno ci scalda, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore, tornerà un altro inverno, cadranno 1000 petali di rose, la neve coprirà cose, forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire. Viva Radio 2. Pochi cantanti si possono permettere il live così, al volo, track, bravi ragazzi, bravi. L'estate, bella, bella. Poi dopo sentiremo anche il singolo nuovo che sta già girando nelle radio. Adesso c'è una piccola pausa, tu leggi? Pubblicità, sì. Leggi, chi c'è? Pubblicità? No, ha detto piccola pausa. Pensavo. Ci fermiamo. Tu leggi? Leggo. Cosa leggi? Leggo romanzi, leggo un po' leggi, leggo, però più che altro romanzi, mi piacciono. Hai mai letto, tipo Federico Moccia? No. Che domanda? Io rido, però no, non l'ho letto. Non l'hai letto o Capolavori tipo 3 metri sopra il cielo? Non l'hai letto? No? Ti chiama Amore solo amore, com'era? Sì. Chiamami amore, tu chiamami amore. Una cosa del genere. Non l'hai letto? No. No. Però quindi non conosci un bignamino faccio veloce. Non conosci Moccia, Moccia, è grave sta cosa. Grave anche perché l'idolo di tutti i teenager adesso è al telefono. Adesso, sì. Mamma mia. Sentiamo. Speriamo che non abbia sentito perché è anche un po' pienotto di sé, capito? Allora speriamo che non. Pronto? Un attimo. Vabbè, un attimo, c'è comunque. Gianni! Che? Daddy! Ma che è sta roba? Fuffi! Ma... Sì. Ma che è sta roba? Wally! Cici!
scusa, Federico, che fai? Ci viene da chiederlo perché sentiamo sta roba, sti urla, sti rumori, sti tonfi strani, più urla, che fai? Gianni! Federico? Ci vuoi dare una spiegazione? Cioè... È il lancio del mio nuovo libro. Ah. Cioè, ma ti rendi conto? Con chi devo parlare? È dura, Sai che faccio? Aspetto dalla finestra che passi un adolescente in strada e lo colpisco in pieno. Perché l'amore deve colpire. Anche troppo adesso. Aspetta, ce n'è uno. Sì, aspetta. sentiamo. Aspetta. Sì, sentiamo. Ecco. Gipi! Ah. Comunque il regista era uomo. Ah, perché GP, come si fa a capire che è uomo? Si capisce? Ah, perché la Y GP, finale. certo. Sì. Come stai, bene? Ma che sei? Sono Baldini, viva Radio 2. Quanti anni hai? Ma tutte le volte, dai. 47. Ah, il trapassato remoto della radio italiana. Eccola là, sì. L'uomo che ha tentato di vendere l'anima al diavolo, ma il diavolo non l'ha voluta perché era un'anima data impegno per una scommessa persa. Ah, bravissimo. Vabbè. Sei il solito esagerato. Sì, Guarda, sì. a 47 anni mi sento in forma smagliante. Illuso. Oggi ci sei, domani forse Scusa, no. Ed è per questo che ogni giorno bisogna farsi assorbire e trasudare da quel sentimento umido e impallinato che è l'amore. Perché l'amore è come un trans che si ferma a parlare con Enrico Cremonesi. Cioè? Non l'ho mica finita. Sì. Ho detto è come un trans che si ferma a parlare con Enrico Cremonesi. Cioè? Gli chiede informazioni sull'intervento. Vabbè, dai, lasciamo perdere, ora parliamo di te che è meglio. Ma Andrai... c'è Irene Grandi? C'è Irene Grandi, sì, è qua. L'adoro. Bene, vedi? L'adoro. Bene. Le Il potete lancio dire? del libro però l'hai già fatto, vero? Non è che mi tocca anche a me. No Irene, no, però te lo mando adesso, ti mando tutta la mia librografia. Librografia, non biblio perché era brutto. Cosa? Bibliografia era brutto, No, parlo italiano. Ah, io, certo. parlo inglese. Senti, tu Andrea... Librografia, però le dite. Le dite. Tu vai alla Le dite, ma se io ti dico le dite fammi finire la frase, o anziano Marco. Ah, o anziano Marco, E dimmi. allora fatemi cantare quella canzone dell'amore, quella del figlio che nasce, figlio migliore, lei lo sa qual è. Cantala. Vai. No, io no. Ah, lei? È lei, sì. Ah, sì, vai, Io fagli un scrivo, pezzettino, se se no vuoi. non ce Non la adesso. Vai. Dopo. Ah, dopo? Ok, certo, va la bene. metto in programma. Dopo te la faremo. Bisogna avvisare Prima, amore. il transettino lì. Va bene, allora dopo gliela facciamo un pezzettino. Ok. Senti, andrai alla Fiera del Libro di Torino? Quando? C'è adesso, c'è. No, non credo. Perché, scusami? Beh, lì ci sono scrittori, editori, lettori, gente che parla di libri. E quindi, scusa? Sono tutti argomenti su cui io non ci capisco una mazza. Vabbè. Guarda, tu sei uno scrittore, dai. Tutti, dai, senti, toglimi una curiosità. Quando ti chiedono che professione fai, tu cosa rispondi? Adolescente. Beh, è la mia professione. Certo, io adolesco. Senti, tu adolesci perché è voce del verbo? Adolescere. Adolescere, vabbè. Senti, hai scritto qualcosa ultimamente? Sì, stamattina ho avuto 10 minuti liberi e mi sono misurato con un nuovo genere letterario, tipo? un romanzo erotico, ho capito. dai temi politici però. Erotico politico, 367 pagine. Ah, di cosa parla? Ispirato alle elezioni francesi e racconta delle pulsioni erotiche dentro al seggio di un giovane parigino che si innamora follemente di una scrutatrice. Come si intitola? Le Pen scopre Le Figaro. Ah, ok. Vabbè. Vedi com'è? Sì. E questo incontro è nel segno di quel sentimento eterno e immortale che è l'amore, perché l'amore è come Marco Baldini con un lucchetto dell'amore nei testicoli. Ma perché? Probabilmente ha incontrato un suo creditore. Benissimo, lasciamo perdere. È così. Senti, Vabbè. adesso diamo Io la devo possibilità. andare. No, c'è il tuo blog, scusa, non vuoi rispondere? Sì, vabbè, sono un po' faticato. www.federicomoccia.it, lo ricordiamo. Sì, scrivi libri, sei bravo, ok. La fan si chiama, Sì, no, dico, prego. La fan si chiama Porcellina91 Sì. e ti scrive questo. Sì. Ciao Federico. Ciao. Come stai? Benissimo. Ecco. Da sempre sognavo di incontrarti. A me? No, non io. Porcellina91 sognava di incontrare te da sempre. Tu non c'entri niente? No, io no, Ok. è Porcellina. Bene. Allora, da sempre sognavo di incontrarti. Sì. Poi ieri, all'improvviso, sei comparso davanti a me all'essere... Un attimo. Sì. Sei comparso? Sì.
Di cosa? Come comparso? No, tu sei comparso, cioè tu sei apparso davanti a me. Apparso o comparso? È uguale, diverso. la stessa cosa. Comparso. Apparso è un po'. Allora, comparso. Comparso. Quindi, davanti a me dove? All'S lunga. S lunga. Sì. Cos'è, un'autostrada? No, che è un'autostrada, è un supermercato. All'S lunga, sì? Finalmente ti ho visto. Ho capito. Ti offendi se ti dico che in foto vieni meglio che dal vivo? Questa è Porcellina 91. È una domanda? Sì, c'è il punto interrogativo. Se mi dice se io mi offendo? Sì, esatto. Se mi dice che vengo meglio? Dal vivo, sì, in foto. Che dal vivo? Sì. Ah, hai capito. Ecco. Allora, se la deve riscrivere tutta, ora, questo è il dramma. Davanti a me l'S lunga. Finalmente ti ho visto. Ti offendi? Ti offendi se ti dico che in foto viene meglio che dal vivo? Ti offendi? Ti offendi, sì. Ti offendi? Offendi. Ti offendi? Offendere. Offendo. Sì. Dico, vieni meglio per... Cara Porcellina, le critiche sono sempre utili. Bravo. Io apprezzo tantissimo la sincerità. Bravo. Quindi sinceramente dico, Sì. ma Benissimo, grazie a Federico Moccia. Scusa Irene, non so se hai sentito, abbiamo la pubblicità Irene, Sì, ora però sì. Moccia ti chiedeva, se non sbaglio, io credo di aver capito il brano che ti chiedeva, il brano. Cos'era, senti per come fare chiama? l'amore? Sì, era quello là. Vedi? Tu te lo ricordi? Prima... Sì, sì. il nostro Ah, quello che amico. È quello che faceva. sì, Come sì. l'avevi sentita in radio, in macchina? Sì, e lo diavolo, lo vuoi fare tu o lo faccio io? No, io lo farei. Fallo pure tu. No, lo fai te, che la canzone lì, qui ora partiamo. Oh, Tommasini è sparito, sono Sì, è vero. preoccupato. Ah no, è là, è là. Allora siamo pronti? Siamo pronti? Pubblicità e dopo ancora delle grandi. Vai. Buongiorno signora. Buongiorno. C'è una novità per lei. Ma come parla? È l'operazione bis. Su decine di prodotti prendi 2 e paghi 1. Prendi 2 e paghi 1. Fino al 12 maggio. Da Conad. Da Conad. Questo è Conad. Sono Ennio Doris, presidente di Banca Mediolanum. Entro il 30 giugno devi scegliere per il tuo TFR. Ma sai cosa fare? Sai con chi parlare? Banca Mediolanum mette a disposizione i suoi family banker, in grado di consigliarti nell'investimento più importante della tua vita. Perché con l'esperienza costruisci meglio il tuo futuro. Per incontrare un family banker, anche a casa tua, 840 704 444. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. 50%, ti diverti? Alla grande, mai vista tanta convenienza! Anniversario Carrefour, 35 giorni con sconti fino al 50%. E fino al 16 maggio, DVD classici Disney, 13,52 €. Carrefour è di parola. Mitsubishi Electric test numero 111. La tua squadra del cuore ha appena perso il derby. Ecco come reagisci a caldo. Ecco come reagisci a freddo. Complimenti! Bella soddisfazione per chi è abituato a vincere solo ai videogiochi, eh? Abbassa la temperatura. Vai sul sito mistupisci.it, puoi vincere subito un climatizzatore. E se ne acquisti uno entro il 31 maggio, puoi anche vincere un viaggio per 2 persone passando dal posto più caldo del mondo a quello più freddo. Mitsubishi, mi stupisci. Nutrisse crema di Garnier, sono Sabrina Ferilli. Posso aiutarla? Signora Ferilli, vorrei chiederle... Mamma, almeno dammi del tu. Troppo buona. Ma è proprio vero che non rovina i capelli? Certo, è l'unica colorazione che nutre i capelli con gli oli di frutti. Così il colore prende meglio ed è pieno di vita. Ecco perché hai sempre dei capelli così morbidi, oltre che belli. E cambio colore ogni volta che voglio. Ancora? Nutrisse crema di Garnier. Capelli nutriti, colore più bello. Prenditi cura di te. Garnier. Pesa di più 1 chilo di piume e 1 chilo di piombo. È uguale. E valgono di più 19,95 €, 19,95 €? È uguale. È diverso, con Tiscali 19,95 € valgono molto di più. Tiscali dà più valore alla tua ADSL. 19,95 € al mese valgono la sicurezza di una ADSL 4 mega flat, la convenienza di una ADSL senza limiti che va veloce ed è affidabile. E pesa di più 1 chilo di aria? Tiscali ADSL 4 mega flat. Chiama subito il 130 o vai su tiscali.it. Se ti abboni entro il 31 maggio, hai 3 mesi di canone gratis. Per condizioni e limitazioni chiama 130 o vai su tiscali.it. Rieccoci. Eccoci qua. Irene è già pronta con il maestro Cremonesi e adesso qui ci si scatena questo. Ma questo era quello scritto da Vasco, era questo?
Era questo, no, non era questo. No, non era questo, scusa. No, sei te che avevi, no, perché te avevi una tua versione. Ecco perché mi veniva, perché avevamo fatto Perché ti aveva fatto una telefonata, no, Vasco, e ti aveva detto, però questa canzone la canterei bene anch'io. Io ho bisogno di te. Eccola qua. Questa qua, soltanto di te. Guarda. Ti ho chiesto di guardarmi negli occhi e fare. Ci stava bene a Vasco. Sì, Senti com'era? Io ho bisogno di te, solo e soltanto di te. Il tempo era diverso. Era lenta. Grazie. Ma Lolli, trovi tutto. Questa è roba di 2 anni fa. Sentiamo la versione originale. Allora Vasco, sai che Vasco adesso uscirà col disco nuovo, pure lui ha fatto il pezzo di Battisti. Ma vediamo se riusciamo a sgraffignarlo da qualche parte, vabbè. Vediamo un po'. Allora, sei pronto? Per fare l'amore, Irene Grandi live! Io ho bisogno di te, solo e soltanto di te, e ora mi spiego di più. Io ho bisogno di te. Scusa, sto ferma. Ci sarebbe l'intro ora. Esatto. Non c'è subito. Hai capito che ritornello. Sì. No, non l'hai capito. Sì. Ok, dammi, scusate. Strappiamo. Cosa fa? Con questa mi dispiace Enrico. Strappo. Abbiamo fatto una figura per racottare, ce ne andiamo. Sì. Allora, abbiamo provato a 6 anni l'urlo e tu non me lo fai. Hai capito? No, niente, lascia stare. Dove vai, cicciotto? Vieni. Scusa, Irene, mettetevi d'accordo un attimo. Sì, si può fare qui, Si può fare anche qui l'urlo, Okay, l'urlo con il ritornello attaccato. Ok, perfetto. Urlo, sì, certo, che fa schifo. Subito. Vai. Io ho bisogno di te, solo e soltanto di te, e ora mi spiego di più. Io ho bisogno di te. Che cosa ti aspetti da me? Non ti ho chiesto di guardarmi negli occhi, farmi credere che sia tutto per te, ma io ho bisogno di te, solo e soltanto di te, per fare l'amore, per fare l'amore, per mettere a mano un figlio migliore, meglio di te. A me mi piace quando è così, con l'errore che poi si rifà, no? Perché poi perché si capisce che è tutto live, capito? Allora poi però ti regaliamo a Irene l'ascolto del singolo, però mettiamo il disco perché non l'abbiamo preparato, quindi alla fine poi sentiremo anche il singolo. Chi l'ha scritto il singolo? Che si intitola? Bruci la città, l'ha scritto Francesco Bianconi dei Baustelle, del gruppo Baustelle. Ma tu c'hai sempre queste collaborazioni, tu parti, sì. Hai avuto, guarda, con chi hai collaborato nella tua carriera? Cominciamo. Davvero. Allora, Pino Daniele. Con Pino Daniele, con Giovanotti, TVB. TVB? Qual era TVB? Io ti voglio bene. Vero. Se mi conviene. Vero. TVB è una cosa molto da moccia. Moccia. Poi con Vasco che ha scritto per me sia Prima di partire per il lungo viaggio che La tua ragazza sempre, e poi con Paolo Benvenu per esempio, un altro autore giovane però molto bravo che faceva parte anche di un gruppo, si chiamano Scisma. Questi non li conosci? No, Scisma purtroppo. Scisma no. Però
Però, vedi, non si sa... Sì, però probabilmente qualcosa di lui conoscerai. Sicuro, chi vive in radio, certo, ne sentiamo talmente no. tanto, noi ci arriva da Luca Sardella un po' Solange. A proposito di Solange, da tanto che non lo sentiamo. L'hai mai sentito l'ultimo di Solange? Non ho mai sentito. Vedi, io non conosco gli Scisma e tu non conosci Solange. Siamo pari. Senti un pezzo di Solange, meraviglia. Sole, Però la cosa più bella di il sto pezzo alla fine c'è. No, le cose più belle, il pezzo più bello perché è quando parla. Senti, ecco. Quando parlate è la cosa più bella che c'è di questo pezzo. Eccolo qua. Adoro sto pezzo. Eccolo. Appiccichiamo al nostro tempo i cuori sudati. Salutiamo via, senza dimenticare. I cuori sudati. C'è l'uomo ragno. Grazie. Il cuore sudato, veramente il cuore sudato. Vabbè. Non male. Allora, siamo pronti? Siamo pronti? Sì, molto pronti, anche perché adesso ci sarà da vedere un po', ci sarà da aprire la busta anche. Sentiamo. Allora non ci sto! Ancora lei? Ancora lei, Presidente? No, Presidente, spacca il telefono e la cabina. Non ci e sto. le cuffie. Il tetto al 45% è un linciaggio. Ma dai, è un linciaggio. Si sta arrabbiando sempre un linciaggio. per il tetto pubblicitario, quello della legge Gentiloni. Dai, ma Mediaset è il 65% del mercato, scusi. Non sopporto quando mi si abbassano le cose. Voglio tutto alto. Io sono per la legge delle 3T che devono essere alte. Quali sono le 3T, scusi? Tetto, tacchi e tette. Tutto in alto. Va bene, allora okay. sono al 65%, allora cosa c'è? Vabbè. Non è mica colpa mia se sono bravo. Se vinco, se compro una squadra vinco la Champions, se compro la televisione vinco la sfida dell'Auditel, se compro un giudice vinco un processo. Vabbè, insomma. Sono un vincente. Va bene, grazie. Presidente, non si adombri, non si arrabbi, che diavolo. Ammazza se... Sì, si è arrabbiato. Sì. Notizie nuove abbiamo? Vediamo. Anse che arrivano. Sì. Vabbè, adesso qui esageriamo. Niente, no. Non si può. Cose, no, ci scomunicano. No, arrivano le guardie svizzere qua. Proprio qui ci vengono a prendere questa qui, non è male. Il viaggio del Papa in Brasile, che sai, tutte le notizie sono sul viaggio del Papa. Va a vedere una partita del Santos e fa il tifo cantando Santos. E vabbè, dai, se non si può più scherzare, una battutina, no? Ma perché no? Insomma, mica. Ma che fa scherzi? Il sorriso è sempre ben accetto. Certo, la nostra religione, la religione cattolica, è quella dell'altra guancia, ricordiamocelo. Già, pensa. A chi uccide viene chiesto di essere perdonato, no? Mi ha ucciso, vabbè, perdoniamo. Tu pensa se non perdono una battuta? No, ma che fa? Scherziamo. Che sarebbe appena una battuta? Gli spettatori dello spettacolo c'è una notizia per te, solo per te. Allora, gli spettatori dello spettacolo di Cugia chiedono a Baldini, tutti gli spettatori, se vuoi fare il quarto a poker. Volentieri. Vabbè, che dobbiamo fare? Ogni tanto bisogna essere così molto cinici. Anzi, salutiamo il buon Funari che è stato da noi, però questo programma che va sempre peggio è già un qualcosa. Sì, è una cosa, è bello, no? Perché facciamo la gara a sotto, no? Sì, a ribasso. Perché stare lì, diciamo, nella mediocrità è brutto, sai, facevi 4 milioni e 3. No, è vero. No, o niente o tutto. C'era un detto toscano. Com'è? Dillo. Si può dire una parolaccia. Capirai, abbiamo detto qualsiasi cosa. O merda o berretti verdi, capito? Si dice così. Che vuol dire o male o bene. Sai ma che non qui ci sono merda. diversi toscani che ti guardano. Lo so. Lei, Irene Grandi è sì. toscana. Sì. Massimo Pacciani, il batterista, è toscano. Massimo Toscani è pratese, già mettilo da una parte perché ti guardano non è come dire non ho mai sentito questa cosa. Lo so, però si dice così. Si dice così? Sì. È un modo di dire, vuol dire o bene o male. In mezzo niente. Quindi evviva Funari che anche col 12% va avanti ancora. Beh, io spero che arrivino al 7, così almeno, capito? Certo. Almeno c'è qualcosa di
che rilancio. Beh, sì, perché dice, sì, chi ci frega noi dell'ascolto? Andiamo per la nostra strada, va bene il 7, il 6, il 3, l'1, pensa, lo 0,2. C'era pure Mike sabato scorso, Sì, è vero. L'avete visto? No. Ma allora eravate tutti voi. Si è fatto il 4. Come è possibile? L'hanno visto? Molti. Va bene. Chiamiamo la Calabria? Sì. Vai, sentiamo i nostri amici della TV Calabrese. Sentiamo un po' se si sbriga. Sì. Eccolo, ecco. L'intrattenitore che adesso sta, colui che intrattiene mentre arriva il direttore. Pronto? Intrattenitore, buongiorno. Buongiorno a lei, come sta? Bene, intrattenitore, senta, ma Mi dica. lei è toscano e quella è la TV Calabrese, come Ma sta? cosa vuol dire? Io sono un cosmopolita, non mi dica queste cose, guardi, io sono cittadino del mondo, parlo come parlo, ha capito? Più che cittadino E del non mondo? si permette di dirmi certe cose. Mi ha levato le parole di bocca, direttore. Finicela, pronto? Come sta? Siamo noi, la PAI. La PAI? La PAI TV Calabrese. La TV a pagamento? C'avete siamo c'avete la card anche voi? Sì. No? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo sta card? Adesso è bergamasco. Vabbè. Ma quale card? Qua in contanti, noi passiamo a riscuotere da chi ci guarda proprio. Sì, bussiamo alla porta e loro ci danno la moneta subito. Se O no? se no gli portiamo via l'argenteria o la televisione. Senta, quali novità ci sono oggi? Beh, abbiamo un programma nuovo fatto proprio Come si vero chiama? no? Ti passa il direttore dei palinsesti. Sentiamo. Buongiorno, sono il direttore dei palinsesti. Veneto, adesso va bene. No, sono calabrese. Ah, calabrese certo come che sono c'entra? calabrese. Va bene. Sì, questo è un dialetto dell'interno. Ah, dell'interno. Molto sì. interno, Sì. guarda. Vabbè, il programma te lo dico io, è la pupa e il secchione. Ma l'hanno già fatto a media. Ladri! Vergogna! Ladri! Faccio causa io questi. Noi lo facciamo dall'82, lo Sì, facciamo. dall'82. E com'è il vostro la pupa e il secchione? Dai? E ci facciamo dare i soldi da uno per conoscere una bella pupa, no? Sì. Poi quando arriva l'appuntamento... Quando arriva l'appuntamento, noi dal quinto piano gli rovesciamo sulla testa un secchione del letame. Ho capito. La pupa e il secchione è offerto dall'idraulico Antonio Caruso, che ripara lavatrici, tasa, cessi e stura lavandini. Lo slogan è: donne, da oggi c'è Caruso che per sta sopportuso. Vabbè. Senti come applaudi Tommasino. Tommasino ha sentito Portuso. Tommasino, Sì. frase. Pronto? Senta, anche oggi fate la ghigliottina? Quando? La registrate oggi? Ah, facciamo la ghigliottina oggi? Perché no? Sì, perché no? Giustamente. Questo chi era? Un altro assistente? Sì. Ho capito. Era il mezzo busto. No, lui è quello che taglia la corda della ghigliottina. Quando va giù la ghigliottina. È vero o no? Ok. Sì. Perché fa la voce truccata anche lui. Sì, vabbè. non si fa riconoscere. No, Che infatti. ne sai tu di un campo di grano? Niente. Con la voce truccata potrebbe essere chiunque. Chiunque, Certo. invece è lui. Va bene, allora, siamo pronti? Sì, la ghigliottina. Vi ricordiamo Sì. che la ghigliottina è offerta da... Quando la diarrea ti sorprende, non ci puoi fare più niente, ormai ti ha sorpreso, quindi... Ma scusi, ma che pubblicità... Cambia le mutande. Ho capito, ma che pubblicità è questa? È una pubblicità progresso. Ah, ho capito, vabbè. Partiamo? Partiamo, dai. Allora, torna un concorrente delle isole Tremiti. Buongiorno, come si chiama? Buongiorno, Le isole mi chiamo Paolo. Dalle Tremiti deve tremare, no? Che cosa fa di lavoro? Io faccio il traghettatore. Il traghettatore? Guido il traghetto. Sì. Qual è il capoluogo delle Tremiti? Non lo so. Lei ci abita, ma come fa a non saperlo, scusi? È un gradino, sogno ignorante. Vabbè. Passiamo al gioco. Dai, meglio. Le daremo degli indizi e lei deve indovinare la parola misteriosa. Vai, dai, mi diverto anch'io. Piccolo. Poi? Bianco. Pozzi ginori. Certo. Parti intime. È un bidet, cioè, che vuoi che sia? Il frigorifero. Ma come frigo? Lei veramente è l'unica al mondo ad avere un frigorifero Pozzi ginori. È una cosa incredibile. Vabbè. Un attimo, appoggi la testa qua. Se lo merita, Sorrida. È pronto per tagliare la corda? Sì. Tagli la corda, taglia. Ha fatto là.
Il tagliatore di corda non è male, come personaggio. Allora, l'avete ammazzato, giustamente. Certo, che fai? Il mondo non piangerà. Allora, andiamo con un altro concorrente che arriva dalla provincia di Modena, più precisamente da Correggio. Aia. Come si chiama? Ciao, buongiorno, aspetti un attimo, aspetti. Come si chiama? Mi chiamo Igor. Che cosa fa di lavoro? Sì, io c'ho una profumeria. Correggio questo è proprio un gol a portare. Qual è la specialità di Correggio? I tortellini. Meno male. Pensavo. Senti, le diamo degli indizi, è pronto? Aspetti un attimo, faccio una cosa. Sta zitto, finisci. Allora, sono piccolo, bianco, pozzi ginori e parti intime. Cos'è? Il bidet, no? No, bravo. ho sbagliato. Come no? Ma come no? Taglia la corda, vai! Ma no, ma era giusto, scusa, era è sbagliato. E qual era la parola? Minoretano. Ma come Se vuoi glielo dimostro. Avanti. Mi dica le parole. Vabbè, piccolo. Allora, lei l'ha visto mai a Minoretano? Sì, ho capito, è piccolo, vabbè, bianco? Perché secondo lei è cinese, marocchino, che è? Vabbè. E allora, razza bianca, quindi... Pozzi ginori? Ai denti che si è rifatto da ora poco tempo sono in ceramica proprio, pozzi ginori, per un sacco di soldi. Adesso però mi devi spiegare parti intime. Quando fai gli acuti rompi i coglioni. Grazie. Eccolo qua. Lo so. Senti, abbiamo indovinato o meno lì? Dove? Lì le previsioni. Nelle previsioni non lo so, ma mi sa di no. Che ci ha sorpreso, che noi facciamo le previsioni e le chiudiamo in una busta su quello che dirà Cremonesi nelle sue Paolo Banale improvvisazioni. Allora, vediamo. Parla spernacchiando, invece no, però attimo. faceva le cose così, specialità fagioli. pasta e fagioli, invece ha detto tortellini, bravo, ci hai sorpreso, bravo Cremonesi, bravo, non ci abbiamo azzeccato stavolta. Allora, quanto manca? 5 minuti. 5 minuti. Allora abbiamo il tempo di sentire il singolo di Irene Grandi e nel frattempo proviamo a chiamare l'uomo del mistero, il postino che si vede in televisione. Hai sentito, hai visto quello spot? Come si dice postino? Il postman. Allora sentiamo Irene Grandi, ma perché lo fate dal vivo? Ma dai, ma lei si fa dal vivo? Vuoi mettere? Belle, si fa dal vivo. Si fa dal vivo. Devo usare questo però. Teneteti lontanissimo. Sì, vabbè, un piccolo intervento con questo lo posso fare. Sì, ha voglia, è il megafono. Sono incrinati gli occhiali. Vai, Irene Grandi. 1, 2, 3, 4. Bruci la città e crolli il grattacielo, rimani tu da solo, nudo sul mio letto. Bruci la città, oh viva nel terrore, nel giro di 2 ore stanisca tutto quanto, stanisca tutto il resto. E tutti quei ragazzi come te non hanno niente, come te. Ed io vorrei darmi da fare, forse essere migliore per proteggerti dal cuore, per proteggerti dal male che vorrei poter cullare il tuo dolore, il tuo dolore. Oh, devo dire ragazzi, incredibile. Io ho sentito l'originale, eccolo qua. È uguale. Sentite. Questo è il disco. L'ha fatto identico proprio. Bello. Buona la prima proprio. Hai mai fatto il playback dal vivo? Cioè, guarda. Sì, cioè noi mettiamo il disco e tu canti sopra il disco. Vai. Almeno per un poco, almeno per errore.
suonando, attenzione. Forse essere migliore, farti scudo col mio cuore da catastrofi e paure. Io non ho niente da fare, questo è quello che so fare. Io non posso che adorare. Bravissima. All'unisono, come si dice? Bello, È un esperimento nuovo questo. Sì, dentro la cuffia ha un suono fantastico, poi sì. magari chissà che sentono. No, è bellissimo, bellissimo, anche noi. Allora, tu conosci Mike Buongiorno? L'hai mai incontrato? Sei mai stata ospite in un programma? Sì, l'ho conosciuto tipo un paio di secoli fa, mi sembra. Lui c'era già. Adesso il lunedì solitamente non risponde, lui era ospite. No. Lo sai che ha detto? Però l'adoro, che dici? Cosa ha dichiarato? Era a Roma l'altra sera, allora qualcuno gli ha fatto una domanda, che cosa ha mangiato? Lui aveva mangiato pasta con la pagliata, no? E ha detto, ho mangiato la pagiata. Ha visto la J, È in linea. Pronto? La pagiata. No, Cos'è questo? Che cos'è? Che segnale è? È morto tutto, caduto. È caduto. Era è tutto è impossibile. infatti, dove? A New York? È stato. Era qua sabato. Ora gli dico, Mike è andato male, eri tu lì ospite, ma è andato. È occupato. Secondo me lo tiene occupato apposta. Fino alle 3:30 lo tiene occupato. Sì, lui fino alle 3:30 perché sa che. Sì, che lo chiamiamo. Allora. Vabbè, noi cominciamo a chiudere. Ecco, aspetta, scusa. Mike Rosario. Buongiorno. Applauso, Mike, buongiorno. Senti che applauso, Mike. Grazie, sei molto gentile. Grazie. Come va? Sto mangiando. Lo chiamiamo sempre. Ma perché mangi alle 3, Mike? Perché prima ho avuto da fare, io mangio a qualunque ora. Tu non l'hai. Cosa stai mangiando? Sempre le penne tue che ti piacciono? Sì, le penne. O le farfalle? No, le penne. Facendo un po' un calcolo qui per così. Sì. Perché ho letto sul giornale che hai avuto 800.000 spettatori tu. Complimenti, Grazie, un calcolo di quanto bravo. Sta facendo il calcolo. Però tu sai quanto corrispondono 800.000 spettatori come incassi? No. Ma immagino che te l'avranno fatto, no? No, sinceramente no, perché sono 2 anni, Allora niente, devi moltiplicare 800.000 per una media di 35 euro. Perché? Perché la media no, ma non è così, Mike, non è sono così, 25 milioni, sono tanti, Quanto magari. è Sarei l'uomo più ricco d'Italia. Baldini mi chiamo. Com'è che l'hai chiamato? Bartolini, come l'hai chiamato? Sono 2 milioni, no, dunque sono 35 euro, dunque per 800.000. Quanto fa? 25 milioni, sbaglio? Non lo so, io non sì, 25 ma milioni. non è così, vai, allora, tu fai facile. No, però un momento. Adesso da questo devi togliere. Guarda che io sono 50 anni, faccio questo mestiere, dunque, mio caro. Allora, togli il 60%. Allora, su 28 milioni, 60%, facciamo 14.000, no, di più. Di 28 saranno 18.000, dai. Facciamo... perché il 60, come ho detto, il 60% va in spese. Cioè, il spettacolo, il teatro, le cose eccetera, quindi 20 elementi d'orchestra, quelli il magna. 40%, quanto è? Ma che dici? Quanto è Bardellini? Non lo so, Bardellini. Baldini. Guarda, secondo me gli è rimasto pulito sui 10 milioni di euro. Ma siete matti. Baldini, ma pure tu sei cretino. Mi mandi la finanza a casa che poi Nicolò Salvia. Ma sei scemo. Non è così, sarebbe troppo bello se fosse così, caro Non è così ancora, non sono arrivato ancora là. Ecco. Facciamo sui 10-12 milioni. Questo 40%? 10 milioni, Mike. Sì, 10 milioni. Ok. Poi deve pagare le sue tasse personali. Ma lui non le paga, manda tutto all'estero. E sono 5 milioni. E sono 5 milioni. Ecco, gli rimangono 5 milioni. In 2 anni. No, in uno. No, sono 2 anni che faccio sto spettacolo, Mike. Sì, però hanno detto 800.000 quest'anno. Certo. In un anno. 5 milioni all'anno, sono 500.000 al mese, Mike. 400.000. Tu prendi, quanto tu prendi, Mike? 10.000 euro a puntata? Scusa, tu prendi 10.000 euro a puntata? Io non prendo niente. Moltiplica per 150 anni di carriera, sai quanto... No. Io non prendo niente. Lo so, Mike. Tu mi chiami tutti i giorni, grazie. Sì, hai ragione.
Scusa, è andato di traverso la farfalla. Esatto. Mike, ma non ti chiamo gratis, qui c'è il direttore di Radio 2 Valsanieri. Bomba. Sì. Io non prendo un bel niente perché tu mi chiami tutti i giorni gratis. È vero. Hai ragione. Okay. E quando sono all'estero devo pagare io anche il conto. Sì. Quando l'abbiamo chiamato che era in America. È vero, Mike. Senti, qui c'è Sergio Valsanieri, il direttore di proprio Radio 2 e Radio 3 e anche Radio 1, no? No, solo Radio 2 Radio 3. Ecco qui, se vuoi dire qualcosa, è proprio lui qui che ti sta ascoltando, proprio presente qua. Guarda. No, ma mi devi dire pronto? Di cosa? Pronto? No, ci sono davvero, sono qua. È il direttore della radiofonia italiana, Ho capito. Ma cos'è? Che differenza c'è fra la radiofonia e il direttore di rete? Non lo so, che differenza. La radiofonia è diversa dalla televisione, non dai direttori di rete. È diversa sì, esatto. Comunque è giusto, perché Mike fa il programma con noi, ha bisogno anche di qualche... Ma siamo lieti di dargli tutta questa visibilità, questo nuovo slancio. No, poi un nuovo slancio. Mike, qui ci vuole uno slancio monetario. Qui ci vuole un contratto, vero Mike? Come dicono a Milano, la fresca. Qui ci vuole la fresca, Ma possiamo considerare Fiorello tuo agente? No, certo. Come tu fai l'agente per Fiorello? Ovviamente Mike, diciamo al direttore che la prende sul serio, no? Che noi stiamo scherzando, vero Mike? Sì, certo. Anzi, tra l'altro, se vuoi un obolo per le tue manifestazioni benefiche, sono a disposizione. Va bene, Mike. Senti, com'è andata da Funari? Funari, non so, tu hai visto, no? Tu stavi lavorando. E io stavo lavorando, sì, ero lì a guadagnare soldi. Lo stesso autista che ha portato te a lavorare ha portato me. Sì, lo so, infatti mi ha portato i tuoi saluti. Te li ha portati? Certo, sì. certo. Ma ha detto che hai mangiato... Io ho fatto, 5 minuti all'inizio dello spettacolo. Sì. Pensavo di fare di più. Comunque leggo delle critiche che non sono molto belle. Vabbè, ma sai, quando non fai risultati le critiche sono sempre così. Se lo stesso programma avesse fatto il 30%, le critiche con lo stesso programma sarebbero state sicuramente... Sì, però in fondo avevano dei begli ospiti, anche un sacco di cose interessanti. Anche Irene Grandi era stata la prima puntata, sai, Irene Grandi è qui con noi, la conosci? Sì, certo, come no. Ciao. La grande cantante. Eccola, vedi? Ti conosce, È qua anche lei, Sì. Mi ha detto che anche lei gratuitamente. Sì. Ogni tanto, Sì, ogni tanto la butta là, guarda. Incredibile. Vabbè, Mike, io sto scherzando, va bene. Sto per arrivare a Milano. Volevo sapere dove mando a ritirare i biglietti. I biglietti lì alla cassa crediti. Sì, figurati se io mi metto in coda e vado perché mica devi venire tu. E chi mando? Anche un'altra persona per prendere i biglietti? Glieli devi mandare. Ma perché tu li vuoi prima? Ma li devi mandare, no? A casa. Ok, vabbè, te li porto io col motorino. No, spendi €1 di francobolli. Te li porto io. Turbi, no. Ok? Vabbè, fammi sapere cosa dobbiamo fare. Va bene. Adesso ti saluto perché la mia pasta sta diventando fredda. Hai ragione. Mangi pasta, sempre pasta. Ma sei da solo? Stai mangiando da solo? Sì, perché Daniela è molto puntuale quando mangia e lei mangia prima di me. Didin è con te, Didin? Didin è uscito adesso dalla cucina. Ho capito. Va bene, Mike. Il 18 siamo a Milano. Il 18 siamo a Milano, lo sai. Facciamo una cosa. Mike, scusa, facciamo... Il 19 e il 21. Esatto. Ti ho dato anche la data. Ma il 18, perché non vieni a Corso Sempione in radio dal vivo, che è dietro casa tua? Non lo so, se ci sarò vedremo. Dai, vieni dal vivo lì, sempre per telefono. Non lo so. Così conduci tu tutto lo show. Dai. Ecco. Ok? Comunque facciamo un po' di promozione, ho visto che ci sono i promo con il migliore con i giornalisti, Ah sì? Come sì? Sì. Quelli della televisione. Maria Volpe e Company, ho visto. Sì. Sorrisi e canzoni. Soragni, ho visto pure Maria Volpe è l'unica che ricordo. Perché mi è rimasta impressa dal promo, anche Soragni. Visto Soragni, Dondoni, ecco, mi sto ricordando man mano, vedi? Che li ho visti. Va bene. Va bene, Mike, se no andiamo incalando. Vai a riposare, che ti stai stancando un po' con quello spettacolo. È vero, c'hai ragione. Sai che sono dimagrito di 5 kg? Beh, era ora perché te l'avevo già detto. No, veramente, devi stare attento. Sì, no, ho perso 5 kg adesso nelle ultime 2 settimane.
Comunque complimenti, ho visto dei passaggi dello spettacolo. Ah, l'hai visto? Sei proprio bravo. Adesso mi dà la cara. Spero di vedere cose nuove quando verrò. No, ma o ripeti le stesse cose. Mike, lo spettacolo è come un film, no? C'è un film che fa che io quando cambierò spettacolo faccio tutto nuovo. Ma allora non posso venire a vedere le stesse cose. Ma non sono le stesse cose, c'è qualcosa di nuovo, c'è sempre. Vabbè, Fidati. Spero che cambierai le battute su di me anche in teatro. Sì, quelle le cambio. Vabbè. Posso andare? Che fila mi hai dato? Non lo so, ma non le do io Ma come non lo sai? Non lo so, ti giuro. Ti hai già dimenticato, ma hai detto la decima, vero, perché la decima è dove si vede meglio. Dove si vede meglio, certo. Esatto. Ok. Mike, ti abbraccio forte, ti salutiamo sei tutti qua. Sono le 3. Le? Sono le 3 passate, mio caro. Non ho sentito bene, sono le? Le 3. Salute, ciao Mike, ciao. Finale. Che bello. Salutiamo gli spostati. Sì, eccoli. Ciao. Hai visto, ho fatto tutti i conti, Mike, Sì. Un commercialista. Un commercialista, ma purtroppo non è così. No, magari 5 milioncini no. Ma anche tu hai il tuo tesoretto. Sì, avrei il tesoretto, certo, a dire come Mike. Ma sai chi guadagna più di tutti in questo spettacolo? Il maestro Cremonesi. Certo. È perché lui fa le musiche, le cose, c'ha la SIAE e tutte quelle robe lì. Poi nasconde i soldi nei capelli. Sai che qui c'è un tuo compatriota? Non è Forfora, è filigrana. Che ha vissuto ad Augusta come te. Corrado Tedeschi. Corrado! Ciao, Fiore. Grande calciatore. Grande calciatore. Uno dice grande calciatore, ma digli grande attore pure, no? Ma guarda, non so quale delle due mi amo di più, quindi è una bella lotta comunque. Caro Fiore. Caro Corrado, io non ci possiamo mai dimenticare i programmi che si facevano una volta, no? Sì. Quando si faceva tipo programmi come doppio slalom. Lo possiamo dire, anche se è una banalità, un luogo comune, non ci sono più questi giochi qua, che erano belli, che tu tornavi e giocavi e facevi la partita da casa. Io non arrivavo mai. Ma lo slalom era, dillo a me, era difficilissimo. Ero molto più ignorante dei concorrenti. Io mi ricordo, sai che mi ricordo uno in particolare con gli occhialetti che era terribile, sapeva tutto, adesso il nome non me lo ricordo. Hanno sempre gli occhialetti quelli lì. Quelli bravi, sempre gli occhialetti. Tra l'altro ha lanciato Auro Bulbarelli. Modestamente. È stato concorrente di doppio slalom. Ma dai. Ma lui ancora oggi sembra un concorrente. È vero, c'ha l'aria un po'. Senti Corrado, Fiore, un abbraccio forte. Un grande abbraccio anche a te, complimenti per tutto. Ti saluta Baldacchio che è qui con me. Salutamelo. C'è Irene Grandi con noi. Ciao Irene. A presto. Allora tocca a voi, noi chiudiamo, ciao. Appuntamento a domani mattina alle 7, ciao.